la seconda semifinale. Questa sera scopriremo chi andrà in finale e affronterà la Pro Loco di Gemona. E vi diamo subito la notizia: la finale la faremo in diretta da Villa Manin, proprio nel corso di Sapori Pro Loco, quindi sarà davvero una sfida avvincente, anche con protagonisti piatti di Sapori Pro Loco. Partiamo con le presentazioni delle due Pro Loco che invece oggi giocano la semifinale, che sono la Pro Loco di Forgaria nel Friuli. Eccolo qua, Walter il capitano, che ha portato un po' di ragazzi giovani, ognuno con una t-shirt celebrativa, diciamo. Sì, sì, perché come abbiamo detto in precedenza, la Pro Loco di Forgaria intende fare un po' da collante, no? Allora abbiamo voluto far vedere questo, perciò abbiamo Cornino, La t-shirt di Cornino, poi abbiamo Forgaria, la sede municipale a Forgaria, perciò la maglietta del comune. Istituzionale. Qui a destra Alessia con la maglietta degli Alpini, del gruppo ANA Alpini, e Roberto con i Bohems, che sono l'associazione di Flagonia. Bravi. Queste sono le realtà Bravissimi. importanti. Questa è promozione, bravi. Questa è promozione. Oh, bravissimi, bravi. Anche la Pro Loco di San Vito del Tagliamento si promuove con tanti sorrisi, tanta simpatia, perché io con loro mi diverto tantissimo, e già sorride la capitana Patrizia, eccola qua. Buonasera. Che oggi perde degli elementi perché sono in viaggio, insomma, però hai anche delle new entry, giusto? Sì, 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 una ragazza. ci sono anche delle new entry. Vera e no, loro sono fedelissimi. Antonio e poi due moschettieri storici, ecco. Bene, dai. Sì, sì. Ecco, avete studiato tutto sul vostro avversario, Patrizia? Sì, sì, abbiamo studiato su Forgaria. E voi su San Vito al Tagliamento? Sì, abbiamo... Non è convintissimo. No, è che San Vito al Tagliamento è un grande paese, c'è una grande storia, tante iniziative, c'è un sacco di materiale. Noi ci siamo impegnati. Va bene, poi dai. dipende la domanda. La domanda che verrà proposta dalla nostra Serena Fogolini. Vele cacchie. Buonasera. A son che di Forghiaria, che sono camicchiali in scaturese, perché non erano neanche mo passati sotto des mesmans, e sono già che a disi in cui sa c'è che non si succede. E allora diserei di taccà e via sì, andiamo. sì. Pronti con le vostre pulsantiere, perché partiamo con il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento. Patrizia, la tua pulsantiera è pronta? Ecco, perché ricordiamo che ognuno ha il proprio telefono, proprio per motivi di igiene, loro utilizzano il loro telefono, i due capitani, e adesso sono pronti per giocare. Quindi andiamo a vedere il primo argomento, il primo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha nello stemma un minatore che cammina nel cuore della montagna? Comelians, Resiuta, Troviscosa, Sappada. Non è Resiuta. Quindi Forgaria ha ancora la possibilità di scegliere. E non è nemmeno Comelians, ma è Sappada. Perché non andate tanto in quelle zone, quindi fate fatica a vedere lo stemma del comune. No, è che le miniere sono su Cave del Pred, su di là. Allora. Eppure compare proprio nello stemma di Sappada. Vabbè, 0-0. Siete partiti così. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, dai. Prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quali sono gli ingredienti della morchia? Tipico condimento carnico, burro, farina di mais, olio e pancetta, burro e salvia, burro montasio. Brava. Patrizia, nonostante la dieta, sapevi questo tipo di condimento? Ah, lei? Mi pareva. Sì. Io avrei detto lui, ma... per motivi... ma magari lui la mangia, ma non sa neanche come si chiama. Non sa no? preparare, tu hai ragione. Esatto, è così, è così. Va bene, andiamo avanti. Voi invece...
No, ci manca l'esperta. L'esperta di cucina, va bene, andiamo avanti, vediamo se i prossimi qui saranno più facili per voi. Sport, anche qui 15 secondi da 2-5 punti, parliamo d'Udinese. Chi è stato l'allenatore subito prima di Cioffi e Gotti all'Udinese? Guidolin, Velasquez, Nicola o Tudor? No, non è Guidolin, nemmeno Velasquez, ma era Tudor. Niente da fare, non siete nemmeno sportivi, con tutti sti giovani a Forgaria, com'è possibile? No, il suggerimento è arrivato perfetto, soltanto che ha detto D, io ho capito B. Problemi di udito, va bene. Problemi di udito. Vabbè, succede anche quello nelle migliori famiglie, ma insomma andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, dategli le indicazioni da vicino. Territorio, 15 secondi da 2-5 punti. Qual è l'animale simbolo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane? La coturnice, l'occhione, l'aquila reale, il leopardo delle nevi. Sì. L'aquila reale. E lo sa bene Serena, giusto? Sì, San Vito lo sapevano vorre ben, dicono che chi l'unico dubbio che poteva venire era che di metti la coturnice che invece è il simbolo dal parco des Prealps Iulis, che è una sorta di quae. Mi perdoni il naturalismo, ma è tipo una grande quae, per capirsi. È chiaro che non poteva essere il part des Neves e invece l'occhione, così per curiosità, è il simbolo dal parco dal Trebbie che si chiate a Piacenza. Brava Serena. E adesso andiamo avanti perché Walter si sta innervosendo, Allora andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, poi lanceremo anche il proverbio. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio. Quale patriarca ricostruì nell'XI secolo la Basilica di Aquileia? Gotebaldo, Poppone, Rodoaldo, Betrando? Non è la D, ma era Poppone. Vabbè. Primi quiz, insomma, voi dovete scaldare. Guardate che la proloco di Gemona della scorsa puntata è iniziato così, ve lo dico, E poi si sono scaldati e sono riusciti a ottenere un punteggio maggiore contro Maiano. Quindi tocca alla proloco di Forgaria rispondere per primi al primo proverbio in friulano di questa sera. Quindi siamo pronti per vederlo in grafica e la nostra Serena lo leggerà. La bausie, se è guste, non cene. Cosa si intende dire con questo proverbio? Voi avete il tempo della pubblicità per consultarvi e poi vi daremo la parola. Se sbagliate risponderà San Vito il tagliamento. Ma prima della pubblicità chiedo alla regia se possiamo vedere il punteggio, quindi la situazione attuale delle due proloco. Soprattutto, vabbè, Forgaria so che ancora non ha conquistato punti, ma San Vito in questo momento è a 18, San Vito al tagliamento. Quindi ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità lo sapevo, con il proverbio che risponderanno per primi la proloco di Forgaria. Tra poco. Lo sapevo, la seconda semifinale, questa sera conosceremo la seconda finalista, la proloco che affronterà Gemona, quindi insomma c'è attesa anche da parte della proloco di Gemona nel capire chi sfiderà a Sapori Proloco. Ma ci siamo lasciati con un proverbio, quindi lo vediamo assieme, lo rivediamo così poi diamo la possibilità di rispondere a Walter. Sì, tornina lei, lo anche. La bausie, se gusta, non cene. Walter, dimmi tutto. Ma è un po' il parallelismo con le bugie e non le gambe corte, in sostanza, no? Nel senso che la bugia la si scopre subito, perciò se c'è la bugia a pranzo
nell'arco del pomeriggio la verità viene fuori e di conseguenza non si ripresenterà più a cena. Sì, esatto, disincalare il corrispettivo italiano, la prima le vi mettude facile, così non si lamenti, can sempre c'è lamentarsi. Sì. Allora, i dini ponza forghiarie e dopo vi darini il secondo proverbi c'è che succede. 5 punti per Forgaria, bene. Dai, quindi la situazione, se non sbaglio, chiedo alla regia, 18 punti per San Vito e 5 per Forgaria. Bene, allora possiamo andare avanti con i nostri quiz, pronti con le vostre pulsantiere e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Cerno e Glon, Sorzano, Salvis, Siracco sono frazioni di quale comune tra questi? Trieste, Manzacco, Pradamano, Butrio? Manzacco. È troppo lontano, no? Beh, ma è lontano per tutti e due in realtà Remanzacco, per tutti e due i comuni. Sì, non è proprio a Genova, non è che fate il giro a Remanzacco voi, quindi... vabbè, è andata così. Ma andiamo avanti con gli altri quiz, quindi andiamo a scoprire il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Cultura, più tempo e più punti in palio. Parliamo di un film drammatico del 2006 di Giuseppe Tornatore, girato in gran parte a Trieste. Quale? La ragazza del lago, Il ragazzo invisibile, Amore, bugie, calcetto, La sconosciuta? No, cari. No, nessuno ha dato la risposta. Niente fa. Allora andiamo avanti subito, veloci con le pulsantiere, non sconcentratevi perché dobbiamo scoprire la finalista, vediamo. Enogastronomia. 15 secondi da 2 a 5 punti, 3 di queste parole indicano lo stesso vino, quale non c'entra, Lison, Toccai, Friulano, Tai. Quello che non c'entra. Vi siete fregati tutti e due. Quello che non c'entra, quale non c'entra, era Lison. Vabbè, dai, su. Ho detto che dovete concentrarvi. Io vi vedo un po' svampiti adesso, concentrati, perché qua si parla di finale, ragazzi. Appunto. L'emozione della finale? Allora adesso concentratevi, andiamo avanti con i prossimi quiz e fate i bravi. Sport! Come sono chiamate le atlete di ginnasta dell'Associazione Sportiva Udinese? Fenicotteri, farfalle, formiche o faine? Oh, bravi! Farfalle! Bene! E allora adesso vediamo il punteggio, perché Forgaria ci tiene. Un quiz 9 e 21, quindi 9 punti Forgaria, 21 San Vito. Andiamo avanti perché poi ci sarà il gioco in friulano delle parole in friulano. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale intanto. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. In quale località sorge la monumentale Arapacis Mundi, Moggio Udinese, Aquileia, Medea, Monfalcone? È proprio Medea. Serena, ci racconti qualcosa su Medea e sull'Arapacis? Beh, San Vito al potere di Sialc, vi ho detto che sanno anche loro, ma Ducas esatto, Fevelin dal monumento che si vede sul quel di Migea, o Migea, come che dicono loro in varietà locale, anche se il nome Arapacis non fa pensare al di vecchio, in verità il sin è stato costruito in tal 1951 con l'intendimento di riguardare tutti i morti in guerra. E ho potuto dire che la costruzione di l'edificio Leonevore Grand, perché al chiappe 1500 metri quadrati, dentro occhiatin l'are, propit vere propit, e dentro dall'are occhiatin investito la urne che attendenti pensait i bars di chiare dai vozzente cimiteri di guerre che si chiatino a tor perdute Italia. Brava Serena.
Ultimo quiz di questa parte e poi lanceremo il gioco in friulano. Quindi vediamo il cubo virtuale che ci porterà in realtà al quiz personaggio. Un personaggio che è allenatore triestino, nato a Gorizia, cresciuto a Udine, cittadino onorario di Varese. E direi a Dino Zoff, Gianmarco Pozzecco, Fabio Cappello. Nessuno ha pensato a Gianmarco Pozzetto, di cui abbiamo anche una foto. Allora, adesso è arrivato il momento del gioco in friulano. È il gioco più temuto questo, eh? Beh, Proprio, no? sì. Ah, ecco, ecco, dice come no. Però, caro Walter, hai la possibilità di scegliere la busta, la 1 o la 2? 1. La busta numero 1, quindi dall'italiano al friulano. Bene? Vi ho da ring, Ognuno no? ha... Ecco. Sempre 1 minuto di tempo, 10 parole, se sbagli si riparte Sì. dalla prima. Quindi io le dirò in italiano e tu in friulano. Partiamo con la prima che è fiorire, Florì, foglia, Foe, rondine, Sisile, bocciolo, Bucciul, Beh, sì, dai, la dimbuina. passeggiare, Chiamina, zaino. Zaino, No, zaino non è italiano. Fiorire, Florì, foglia, Foe, rondine, Sisile, bocciolo, Bucciul, passeggiare, Chiamina, zaino, Sacocc, no, fiorire, Florì, foglia, Foe, rondine, Sisile, bocciolo, Bucciul, passeggiare, Chiamina, zaino, Sacocc. È un altro tipo di... Fiorire. La saccoccia è che si fiorire, guarda andiamo per avanti, quello. fiorire, Florì, foglia, Fue, rondine, Sisile, bocciolo, Bocciol, passeggiare, Chiamina, zaino, non lo sapevi. non lo Non lo sapevi. sapevi. Allora, tu lo sai tu però. Russacco per sacca, viene dal tedesco, alle chiappate di parole tedesche. Non era semplice. Poi c'era sentiero, Santir, no, Troi, Troi, Non stai Troi, come viene Troi, male, scusa, spray. scusa, Troi, foresta, Troi. grazie. selve, O pidocchio, bosco. o Forest, bosco, sì. Basta che pidocchio, non mi disi in pedoli, foreste, no? Pedoli. e Pedoli, zecca, Spiega che sentenze qualcuno lo sa. becchie, dice becchie. Cestie o rascule. Raspoli. Allora, Non so bene. siamo a 5 su 10, quindi hai conquistato Bene. 5 punti. Allora, a questo punto andiamo in pubblicità, così creiamo la suspense, perché naturalmente per voi rimane la busta numero 2. Vi siete preparati? Le new entry sanno bene il friulano, perché so che San Vito del Tagliamento, insomma, non è che parlate... Beh, no. Sì? Sì, sì, dai. Le ultime parole famose. Bene, andiamo in pubblicità e poi scopriremo come va a San Vito del Tagliamento con il friulano. A tra poco. Eccoci, bentornati a Lo Sapevo. La semifinale è la busta numero 2, quella per San Vito al Tagliamento, e quindi praticamente a voi tocca dal friulano l'italiano. Ok, Ok? Sei pronta? vai. Prima parola, ma ne abbiamo 10 in un minuto di tempo. In friulano è aiar, Aria, vierte. aperta, No, Asteriscula aiar. V maiuscula. Aiar, aria, vierte. aperta, Sì, però è un sostantivo con la maiuscola, quindi è una stagione. Aiar, aria, vierte.
C'è anche una festa. Proprio. Apertura. No. Aia. Aria. Vierte. Primavera. Pulvin. Polvere. Pol. Paul. Pol. Pollo. Aiar. Aria. Vierte. Primavera. Pulvin. Polvere. Pol. Poggiolo. Pol. Pol. No. Aiar. Aria. Vierte. Primavera. Pulvin. 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 Polvere. Pol. Paul. E sì che andavi di Paul. Ma anche è lì chiaro di che... Pioppo. Pioppo. Ma ormai è fuori tempo. Ma poi. Oh, sei Paul, caduta sul pioppo? Ma scusa, andiamo un po' il chatto di fai. Hanno disboscato, non so come che. Poi c'era Sclopit. Che va di Odis, Serena di Lucartaglian. Orca. Silene. Silene. Bravo. Selene. Silene. Silene. Poi c'era Barac. Un baboscaglia. Un rovo. Rovo. Rovi. Rovo. Burlac. Vento. Temporale. Bisse Bove. La tromba d'aria. Esatto. Poi c'è Fraie, festa o La baldà. Frei di arte, no? Perché è una fiesta tradizionale che si Esatto. fa, e allora la fiesta. E poi de Confenon arte. Papavero. Esatto, e di lì anche il nome da standard che è il casta inglese, no? Che le Quindi Dutros, 4 allora punti. Confenon. 4 punti per San Vito al Tagliamento, e loro erano precisi nel friulano, no? L'avevano detto, quindi mai da fare degli annunci che possono creare poi problemi. Vabbè, andiamo a vedere la situazione. Chiedo alla regia, 14. Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria, che sono regia che stanno gestendo, e li ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi. 28, San Vito 28, Forgaria 14. Insomma, dai, ci si avvicina un pochino, no? Insomma. Vabbè, insomma, non essere, cioè, eri a 0 fino a poco tempo fa, insomma, dai, adesso, non lamentiamoci sempre. Oh, adesso partiamo con altri quiz, quindi altro cubo virtuale. Vediamo l'argomento del cubo virtuale. Pronti con le pulsantiere? Territorio, 15 secondi da 2-5 punti. Vogliamo sapere qual è il comune più piccolo della regione per numero di abitanti, però. Dogna, Doberdò, Dignano, Drenchia. Non è Dogna. Neanche Dignano. Ma è Drenchia, vero Serena? Paese di Drenchie che ha son nome in 99. Silenzio, ragazzi. Bisogna credere come i fruttini, Sì. certo di fai. Sì. Disave in Drenchie che è un paesuta al confine con la Slovenia, tes vals dal Nadison, son nome in 90 voto di loro. Pensate che però dal 2000 andare dusinte, dunque vuol dire che hanno avuto per da buona sono lazza miegis dal gir di 20 anni, e se volete una particolarità toponomastica è che si ipotizza che il nome Drenchia al vignedi di Dren, che per sloven al vuol dire corgnol, e dunque disegna un gimulamento con corgnoi di porpet. Brava, voi vi siete sbagliati. Vi siete un po' persi negli altri paesi voi. Siete stati tanto veloci anche, senza tanto ragionare, quello vi siete un po'... Lei era convinto invece, non è questione... vabbè, così. Era convinto anche sullo zaino prima, non so cosa fare con lei, niente da fare. Andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2-5 punti, prodotto agricolo tipico di Resia, quale? Rapa, aglio, ribe, sverza. L'aglio di Resia. E sto giro com'è andata? Non ha dato suggerimenti lei? No, questa la sapevo di me. La sapeva, però non hai risposto in tempo? Come no? No, hanno respinduto, ma hanno respinduto prima loro. Vedi? Hai spiegato l'ho perché? Io mi creato sul team. No, perché dico, ma o sono un po' stordita io? Abbiamo calcato insieme, E invece lui alla fine, meno male, no? Mi conforta sta cosa. Vabbè, andiamo avanti.
Stai attento perché sono veloci, vedi? Anche se rispondi, ma loro sono veloci. Velocissimi. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Sport, 15 secondi da 2-5 punti, dopo 50 anni è tornata la Trieste Upicina, gara di cavalli, biciclette, marcia, auto d'epoca. Questo significa non stare attenti, cioè guardate la fotografia. C'è la macchina. Niente, più li agevoli e più sono disattenti, cioè è così. È la Vabbè. primavera. È la primavera. La Viarte. Viarte. La Viarte. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Perché è stato lui a darti il consiglio sbagliato. No, adesso non lo so. No, te lo dico io, che l'ho comunque è la visto. squadra che vince e la squadra che perde. Va bene, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti, quando suonano le campane in un celebre canto friulano di Luigi Garzoni, il sabato sera, a Pasqua, la domenica all'alba. Il Che non sabato sapevo questo. sera. Bravo, bravo, sono soddisfatto adesso. Anzi, adesso vediamo com'è il punteggio. Dopo questa conquista. 33, 24. San Vito al tagliamento 33 e Forgaria 24. La musica, La ti musica. prego. Ecco. Lo recordino, Il canto allora, sì, friulano, musicista, grand compositor che sta a Colin 50 anni de Muart e difatti a Torpa al Friuli sarà per da buon tutte le schirie di Novai, anche no altre de filologi che in tesuaze de settimane de culture furlane. All'era è nascuta a Dorgnan di Tresesi, un po' dopo Muarta a Chiassà e poi Chiampanis de Sabi de Sere, le una dai plui nomenats sì. d'Onghia di Ave Vergine o Saludi e tanti altri. Brava Serena, che è sempre precisissima. Andiamo avanti, c'è un altro quiz, poi abbiamo un proverbio e ancora il gioco tra le due lingue, ma c'è anche il gioco dell'avversario. Andiamo a vedere il cubo. Territorio. Nel 2014 si è svolta l'ultima donata degli alpini nella nostra regione, dove? Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia. A questo punto chiedo alla regia di farmi vedere la situazione del punteggio per lanciare il proverbio. Ecco qua, San Vito 38 e Forgaria 24. Quindi Walter ha ancora la possibilità in anticipo di rispondere al secondo proverbio della serata. Quindi andiamo subito a vedere il proverbio in grafica. Sì, quel che è un tic più fastidioso, forse, viodin, se a San Lisperaulis per Furlan. Ci divoc tant il di e tant la gnot. Allora, dovete aiutarvi con la traduzione in italiano e poi cercare appunto di darci una risposta, cioè che cosa si intende dire con questo proverbio. Forgaria avrà... E tant la gnot. Vuoi rileggerlo proprio per agevolare Forgaria? Sì, Chiedo alla regia se possiamo riproporlo, ecco, grazie. Allora, una volta che vedi la traduzione, vedi anche la soluzione. Ci divoc tant il di e tant la gnot. Anche i nostri telespettatori ci staranno pensando e saranno anche curiosi di sapere qual è il significato, oltre che la traduzione, perché magari non tutti riescono ad avere subito il significato, quindi vi do appuntamento dopo la pubblicità per scoprirlo e ci vediamo tra poco, lo sapevo. So che anche a casa ci hanno pensato moltissimo e sono in attesa di sapere la soluzione del proverbio, e quindi prima lo rivediamo in grafica e poi sentiamo che cosa ha da dirci Walter della Proloco di Forgaria.
Allora, lo tornino a lei anche mo une ultime volte. Ci di voc, tant il di e tant la gnot. Walter, Dunque, siamo in difficoltà a sapere che cos'è il CDVOC o cos'è il CDVOC. Comunque abbiamo fatto l'assonanza col CDIN, ovvero CDIN, stare Cidin. zitti. Cidin, CDIN. ok. Perciò CDVOC potrebbe essere uno che sta zitto, uno che parla poco, di conseguenza se uno sta zitto di giorno, sta altrettanto zitto di notte. Perché? Perché dorme e di conseguenza non parla. speriamo. La morale può essere chi non ha niente da dare, non c'è niente da fare, che chi non ha niente da dare purtroppo non ha niente da dare. Non può stare dause bune per il semplice motivo che una volta che sapessi ciò che vuol dire ci divoc o sapessi la soluzione, che è uno dei proverbi popolari che nos mostravano la savietà dai vecchios, no? Di viodi in nature e di saper orientarsi anche dalle stagioni e tutto il resto. Provino a vio di San Vit c'è che combinin, a manco che qualche d'un altro di forghiarie non sapeva che è un ci divoc. Ma par di no. Mangiava in pochi metri, perché in chiarnia se lo do per da buon un'evore, che sarebbe il termine proprio te ius per clamare che robe. Allora, secondo noi è lo zafferano, per cui il senso potrebbe essere che lo zafferano o queste piante crescono sia di giorno che di notte, per cui una cosa che ha sempre lo stesso ciclo, di giorno e di notte, fa la stessa cosa, cresce nello stesso modo. Allora, a parte che io dico che prima l'era che sbisiava in tal telefonut e allora a prescindere non gli di in buine, perché ti hai veduto, tu che no mo. Dice che sì! Che lo facessi la manco il platazzo, ma lo facessi su dai voi Hai e visto? dunque Non no, se ne è accorta. non può essere dalle buine, ci dico che non è il zafferano, è quel che noi chiamiamo crocus, no? Che Sì. viene fuori via per la viarte. E allora via per la viarte o sapete che il tempo dalla giornata, dalla D, è lo stesso dalla notte, no? Perché è l'equinozio calcole. Sì. E allora si dice che, non si dice, è scientificamente no, dimostrato che la D ha la stessa durata della notte. E allora i vecchi si dicevano, beh non, alle salta fuori il cidivoc, ve ne stai il colchide, no, per tagliare, il crocus, e allora vuol dire che ossin in tal periodo lì che è l'equinozio, e allora è stessa durata dalla D e dalla notte. Questo era un tic difficile, ducasse soleis qualche metri dopo di forghiaria, lo dopo in un'ora ci di bocca. Se lo cammino no, CDIN. Ma lo adoperano cioè lo adoperano? La è un paraule. fiore? Ah, la parola, scusa. No, pensavo Con qualche cosa. varietà, perché come mi pare che lo veis dite la varietà western qualesie, CDINOC. alle che? Alle chel. Esatto. Dunque noi ci diamo, Niente, dai, 5 punti non li conquista nessuno. però sono stati bravi a Però bravi, buttarsi. perché insomma non era semplice questo. E invece, pronti con il nostro gioco in friulano tra due lingue? La 3 o la 4? La 3. 3. Cosa preferiresti? Ma è indifferente perché le difficoltà sono simili, dipende cosa capita. Dipende dalla paraula, Dipende no, dalla mo? paraula. Allora, dall'italiano al friulano. Di nuovo. Sì, così, fatta così. Quindi io le dirò in italiano e tu mi dirai in friulano. Hai 1 minuto di tempo, 10 parole. Anatre. Rasse. Anatre. Plural, Rassis. Palude. Palus. Palù. Lepre. Gneur. Scoiattolo. Sirul. No, Siran. Squirrel, l'inglese, Anatre. dunque. Anatre. Rassis. Palude. Palù. Lepre. Gneur. Scoiattolo. Siran. No. Sirac. Anatre. Anatre. Rasses. Palude. Palù. Lepre. Gneur. Scoiattolo. Sghirat. Bene, Stagno. Pozze. va bene, Sì. dai. Tartaruga. Tartarughe.
Tartarughe, tartarughe. No, anatre. Gracias. Beh, alle pareti. Arendutis besteutis castan in tal bosco, in tal suei, che sarebbe lo stagno, no, per tagliare. Ducas si rivasa la tartarughe copasse o capasse, il rospo, Siamo la tartaruga? la copasse, Poi c'era sai. rospo. Rospo, zavotto. No, come si dice? bonzave, crotto. va bene, va bene. Girino. Come? Girino, cudul. Il cudul. Cudul, sì. Zanzara. Moschin. Moschin. E libellula. Pete, moscina le che il piccinin, Lì. pete Alexis, il moscito, il mussato, il musson, a lei la zanzara. E libellula era bella, eh. La libellula. Sguarbe L'elicottero, ciavai. chiamato. Suarbe chiavai. Chiavai. Sguarbe chiavai. Sguarbe chiavai. Allora, niente scoiattoli a Forgaria. No, No, scoiattolo però sì, il l'abbiamo girato detto. l'han dite. Anche lo stagno, Ah, la no, no. tartaruga non l'abbiamo detta. Noi è Quel copassis. stagno, quindi. Stagno Però hanno ha fatto dato fino fatica stagno. con lo scoiattolo, eh. Vabbè, 5 punti per Forgaria, 5 parole su 10. La 4 per San Vito al tagliamento e tocca ancora Friulano italiano, quindi tu me le darai in italiano. Quindi 1 minuto di tempo, la prima parola è pantan, Pantano, becade, puntura, pice, pizzicorio, prurito. roll, Scusa? roll, Ruolo, Roll. roll, quindi Roll, pantan, pantano, becade, beccata, pice, pizzicorio, roll, Roll. rovere, Sì, va bene. checche, checca, Che? la gazza, Torna tacche. no, tantan, pantano, becade, beccata, pice, pizzicorio, roll, rovere, checche, gazza, ciore, La ciore. ciore, 7, 6, 5, 4. Noi è ciore, se San Vito, no crot. cornacchia. cornacchia, La ciore. Poi c'era Masurin, l'anatra, No, ma Germano Sorin, reale. dai il non. A lei- Sborf, Ramarro, Cracciule, La cracciule. Raganella. la sapeva Davide, Che sono la queste si crassula. suonin anche vie, E poi no, per ole. pasche. Ole, Polla. che è la polla, che è La la sorgente. laghe canas, no? Se vedi i bolis di aghe canas, canas 5 laghe. anche per loro. 5 punti anche per San Vito. Allora, invece parliamo un po' di voi, delle vostre iniziative con Walter. Abbiamo visto la sinergia che c'è tra le diverse vostre associazioni del territorio, ma la Proloco è molto attiva, vero? Sì. Allora, adesso ci stiamo avvicinando all'estate, al momento dei grandi eventi. Subito c'è maggio, siamo a fine di aprile, arriviamo a maggio. E abbiamo già degli appuntamenti, ne cito 2 in particolare. L'8 maggio abbiamo una passeggiata gastronomica, un altopiano tutto da gustare su a Mondiprat con il doppio senso, tutto da gustare, nel senso sia come passeggiata nell'ambiente sia anche come prelibatezze, perché ci sono le borgate, i vari proprietari delle borgate che fanno da mangiare. No? Bello. Poi il 13 maggio abbiamo una serata con Tony Capozzo, serata culturale. Il 5 giugno c'è una nuova iniziativa a livello territoriale insieme con le Proloco di San Daniele, di Ragogna e di Villanova e dell'Associazione per le Canoe. C'è la prima discesa in canoa dal Ponte di Cornino a Villanova. Tutto questo, se mi è concesso, è anche diciamo a sostegno della questione del tagliamento che ben conosciamo in queste... Poi abbiamo 8, 9, 10, 9, 10... Dal 9 al 12 Trota in Festa, ritorna Trota in Festa a Cornino,
con un programma rivisto, rinnovato. Questi 2 anni di pausa sono stati momenti importanti per loro. Davide è un grande rappresentante dell'Associazione Precornino, tutti giovani, tutti molto bravi. Ovviamente la Proloco, insomma, dà una mano per quello che può, ma loro non hanno bisogno, ma è una festa grandiosa. Pensate che a Sapore Proloco ci hanno chiamato e detto ci manca la trota di Cornino, dove non riuscivamo ad andare per purtroppo altri impegni. 18 giugno, in quel di San Rocco, dove abita Alessia, abbiamo una serata di Folkest, perciò ho inserito nel programma di Folkest. Il 21 giugno torniamo a partecipare alla Festa della Musica, in questo caso al Castello di San Giovanni a Flagonia ci sarà una bella serata con l'arpa celtica, una bella serata arpa celtica, racconti, costumi, queste cosettine qua. Poi luglio abbiamo 2 grandi eventi, poi mi fermo perché poi altrimenti luglio Forgari Arena che ha sostenuto nei 2 anni precedenti l'assenza delle sagre, delle paesane, e che in sostanza era una rassegna nei 2 mesi, ogni fine settimana, di spettacoli, pubblico spettacolo, perché è la cosa che si poteva fare, no? Perciò musica, teatro, presentazioni di libri, cinema all'aperto, queste cosettine qua. Adesso che si riprende abbiamo dato una connotazione alla Forgari Arena molto particolare, sarà un mini festival sul secondo weekend di luglio, da giovedì a domenica, e l'obiettivo è che nell'arco di un triennio questa parte, questo secondo weekend di luglio, dovrà essere atteso proprio a livello di Triveneto, a livello territoriale molto molto ampio. Ci stiamo impegnando tutti, tanti giovani, e luglio poi si conclude, va verso la fine, con la festa, no, di Roberto del Carmine a Flagonia, che è la sagra, diciamo, degli amici di Flagonia. Bravi, insomma, belle iniziative, bravi. San Vito al tagliamento. Cosa bolle in pentola da voi? Allora, come tutte le prime domeniche del mese c'è il mercatino dell'antiquariato, per cui maggio, giugno e luglio, poi ad agosto ci fermiamo. Poi stiamo organizzando Piazza in Fiore, ultima settimana di maggio e prima settimana di giugno, per cui ripartiamo con la nostra iniziativa più importante, dove quest'anno, sempre in collaborazione col Comune, stiamo già lavorando per tenere le cose buone e per magari anche riuscire a proporre qualcosa di nuovo per il nostro pubblico, per cui siamo un po' concentrati in questo momento. Loro hanno tante iniziative, ma noi adesso ci stiamo concentrando per Piazza in Fiore, perché comunque è un contenitore di molte iniziative. Bravi anche i ragazzi di San Vito al tagliamento. Ed ora, prima di sapere chi andrà in finale, abbiamo l'ultimo gioco, quello che potrebbe, insomma, determinare un po' il risultato finale, che è il gioco dell'avversario. Quindi Serena ha pronto una domanda su San Vito al tagliamento per Forgaria, quindi Forgaria deve essere al corrente di quelle che sono le peculiarità del territorio di San Vito al tagliamento. La proponiamo e poi lo stesso faremo con San Vito. Quindi la vediamo in grafica, la leggerà Serena. Con quanti paesi europei è gemellato San Vito? Può rispondere, sì, se lo sa. 4. Bravo. Dei quali uno a Stanford, quello tedesco. Sì. Stadtlohn, no? Cioè, roba che loro non sanno. Sì. Il merito di questo gemellaggio, non so se lo sapete, è di suo nonno. Vabbè, questo non lo sapevamo. Di suo nonno, che poi magari che ha invitato al tempo per una festa di matrimonio, perché lui lavorava in Germania, ha invitato per il 25esimo di matrimonio il coro tedesco, perché abitava a Valvasone, e il coro di San Vito. Incredibile. E i 2 cori si sono conosciuti
e da lì è nato il Gemulamento. a Beh, tal bisogna- punto che la gelateria del nonno in Germania si chiama Eiscafé San Vito ancora. Eiscafé San Vito ancora. Non è l'infiltrato. Memoria di Valvasone. Cioè, ma la mamma di Valvasone, quindi è... Però vede che è stato utile per la Proloco di Forgaria. Bravi? Bene. Quindi conquistano 5 punti, giusto, no? Sì, 5 punti. E Alexis, adesso tocca a San Vito su Forgaria. ma avresti tu mai pensato di cambiare? No, Invece te lo incredibile. sapevo là, caramba, che sorpresa. No, l'intento c'è, però insomma non pensavo così presto. È bionda. Proviamo Proviamo invece a allora vedere con San Vito. San Vito. Forgaria è gemellato con una località di quale stato europeo? Ah, chi nessun von calelat, clamalla bande, nuie. Mi spietavi di guardare saldi simili, su. Il nonno, che ha la gelateria, che ha la vecchiaria. Ah, c'è delusione, c'è delusione. Le storie. Germania. No. Sempre una fevelata tedesca, ma non si in Germania. Austria. Ah, domandina Forgarie? Austria. Austria, Maria Sala. niente, Maria Sala. quindi questo giro, bravi Bravs. ragazzi di Forgaria. Allora, a questo punto chiedo alla regia se c'è la finalista, perché io non mi ricordo il punteggio. Se c'è, cioè non è necessario una domanda a spareggio, perché la finalista che affronterà Gemona a Villa Manin alla finale che faremo appunto a Sapori Prolocco c'è. Allora scopriamo chi è. ...43 punti, San Vito al tagliamento va in finale! Però Forgaria ha studiato. Però Forgaria ha studiato, bravi? Loro sono stati bravi nel studiare tutto. Bravi. In compenso noi con la Proloco di San Vito verremo a trovarvi in una vostra Beh, ma tutte festa, le no? iniziative che hanno. Una insomma, al fresco. Sicuro. una volta andremo a trovarli, così insomma avremo modo di vedere anche come vi organizzate nelle vostre iniziative. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi qui e insomma speriamo di ritrovarvi il prossimo anno. Certamente sì, è stata una bellissima esperienza, siamo stati contenti e diciamo per noi questo è stato comunque un successo. Bravi. Perché è stata l'obiettivo era quello di avere uno strumento in più per promuovere Le il territorio. iniziative. Perciò Questo- la prima volta l'abbiamo perso, però siamo stati contenti di aver perso perché volevamo anche sondare, fare il test. Abbiamo avuto i like, abbiamo avuto tanto successo su perché Facebook. sono stati ripescati loro, Noi no? siamo Quindi- stati ripescati e ringrazio ancora tutti coloro che ci hanno dato fiducia. La volta scorsa sì, abbiamo vinto. Oggi sapevamo che erano forti, perché San Vito martedì che ci Tagliamento. siamo visti, mi ha detto che con San Vito sarà duretta, no? Ma siamo molto contenti, siamo molto soddisfatti. Allora, se volete venire alla finale a Sapori Proloco ad assistere San Vito al Tagliamento e Gemona, vi aspettiamo, il 14 Va bene, maggio. 14 ok? maggio. Pronti voi per la finale? 14 maggio, tutti precisi, studierete Gemona, tutto su Gemona, Tutto su Gemona. quindi mi raccomando. Andiamo in gita prima, Andate in facciamo gita a Gemona. una gita a Gemona Andate e dopo in andiamo gita. a Guardate Villa che la Manin. Proloco di Gemona ci sta seguendo questa sera, anzi, volete Tutti a Gemona. volete dire qualcosa alla Proloco di Gemona? In bocca al lupo! Va bene.
Allora ringrazio tanto Serena, anche tu sei invitata alla finale, eh? Ma o Vieni. vignerai volentieri, se no altri a controllare come si comporta il nostro direttore, perché sarà lui sì? il giurato del finale, no? Mo? Sì, assolutamente. E io ringrazio la mia regia che sarà presente a Villa Marin, soprattutto nel post, perché mangeremo poi tutti i piatti di sapori proloco, non so prima, ma sicuramente dopo ci saranno. Grazie a Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria. Ci vediamo in finale, grazie, ciao!